Buonasera a tutti, lunedì 7 febbraio, ore 17, molto molto puntuale, 17.01. Ho già gli ospiti sotto traccia, li vedo, abbiamo già parlato, colloquiato in 10 minuti e quindi insomma una puntatona, perché poi abbiamo 3 esperti per vari motivi, per vari settori, per varie situazioni, gente di passione, gente di calcio. Scrittori e giornalisti, quindi insomma è una puntata molto bella, anche perché poi i temi indubbiamente ci sono, perché abbiamo passato un weekend calcistico molto ma molto interessante per il nostro campionato, che è sempre così tanto vituperato. Invece guardate come si sta andando avanti con ovviamente questi avvicendamenti nelle prime posizioni, ma anche in fondo alla classifica si sta muovendo qualcosa, quindi insomma è un campionato sempre interessante e mai banale. Ricordiamo che Calcio che fa è una trasmissione online che va appunto sulle pagine Facebook, in primis quella di cybermusicradio.it. Quest'anno facciamo una trasmissione appunto online per vari motivi. Abbiamo avuto la pandemia, è sempre stato molto più difficile ovviamente organizzare le puntate con ospiti e direttamente in radio, quindi in questo modo riusciamo a raggiungere lo stesso numero di utenti e poi i temi sono sempre trattati ampiamente dal punto di vista appunto calcistico. Ricordo anche il nostro piccolo spazio di beneficenza. Abbiamo questa associazione che conosco molto bene. Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick? Per chi vuole partecipare c'è il sito che è www.per-em.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per EMA. Mi fa molto piacere partecipare sempre alle loro iniziative. Va bene, a questo punto sarà un'ora molto scoppiettante, magari anche qualcosa di più. Vediamo un po' se loro riescono a stare anche qualche minuto in più, perché ci sono tanti gli argomenti. Allora iniziamo da quelli che ho sotto traccia. Il primo, eccolo qua, da Vercelli direttamente, Luigi Guelpa. Ciao Luigi. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Ecco, Luigi Guelpa, scrittore, giornalista del Giornale, di altre testate, esperto di politica, esperto di calcio medio orientale, africano soprattutto, con tantissimi libri all'attivo, e quindi ho il piacere veramente di riospitarti. Abbiamo già fatto una puntata insieme recentemente. Abbiamo poi invece un amico che era nell'ultima puntata, che si è riproposto, ha detto: vuoi venire dopo il derby? Eccolo qua, e quindi abbiamo Stefano Melegari, quindi capo redattore Panini SPA, eccolo qua. Ciao Stefano, grazie. Buonasera. All'epoca suonava un po' da trappola, ma adesso mi sa... No, non mi fa ridere così grossolanamente. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo poi l'ospite, vabbè, noi abbiamo già fatto delle puntate insieme, quindi ho il piacere di reinvitare ovviamente un amico che da un po' di anni seguo e ho il piacere di seguire, ma soprattutto ormai sta diventando, ne abbiamo già parlato sotto traccia con Stefano e con Luigi Guelpo, un mito. Eccolo qua, Gianni Bellini, il più grande collezionista al mondo di album di figurine. Ciao Gianni. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Eccoci. Allora, incominciamo a parlare di calcio, perché di tantissime cose possiamo parlare ovviamente. Magari prima approfondiamo un altro importante tema, il Festival di Sanremo. Allora, al Festival di Sanremo, no? Vi è piaciuto questo primo posto per il Festival di Sanremo? Vabbè, siete raggelati, vabbè. No, vabbè. No, sto scherzando, era uno scherzo nei confronti di Stefano, perché appunto si aspettava ovviamente l'ingresso nel tema principale, e io chiaramente da leggero simpatizzante interista ho cercato Hai svicolato. Va bene, no, a parte gli scherzi. Allora, tiriamo fuori questa bella slide. Quindi questo è il punto più importante, perché sentendo nei social il polso degli interisti, vedendo anche le reazioni dall'altra parte dei milanisti, io faccio vedere questa immagine. Eccola qua. Allora, la persa di più, ovviamente, un allenatore come Inzaghi, che fino ad adesso ha fatto molto bene, che tutti l'hanno incensato, oppure è stato Pioli, che in qualche modo è riuscito a stare sul pezzo? Parto da Stefano, perché ovviamente è il padrone di casa avendolo vinto. No, eravamo fuori casa. È 50-50 anche questa.
Inzaghi ha fatto qualche cambio strano, forse al momento poteva risultare strano, e Pioli ha fatto i cambi giusti nel momento giusto, e quelli che ha messo dentro gli hanno dato quel quid in più per vincere la partita. Io credo che il cambio di Brahim Diaz sia stato fondamentale, perché con Kessie Brozovic faceva quello che voleva. Entrato Brahim Diaz ha cominciato a dover rincorrere Brahim Diaz, e quindi è un po' cambiato l'equilibrio anche lì. Poi sicuramente forse l'atteggiamento dell'Inter non è stato quello, che lo ha sottolineato anche Inzaghi, quello corretto. Cioè non puoi pensare in un campionato come quello italiano di aver vinto una partita 1-0, soprattutto di fronte a una squadra che, per quanto in quei 70 minuti fosse stata, non dico schiacciata, ma sicuramente fosse stata inferiore, A però ricorrere. poi cambia, la partita cambia, basta un episodio, basta una cosa e lì Ecco, ma io ti cambia domando, tutto. un allenatore come Inzaghi, non è che il Milan avesse tante carte da giocare, era abbastanza evidente che mettendo quell'azzardo, chiamiamolo così, di che sì, in quella posizione dove effettivamente è stato un po' un pesce fuor d'acqua, prima o poi sapevi che sarebbe entrato, quindi non studiare una contromossa mi è sembrato un po' strano. Sì, lui l'aveva fatto a Empoli, però l'Empoli non è l'Inter, il centrocampo dell'Empoli forse è ancora leggermente inferiore a quello dell'Inter, e Brozovic è un signor giocatore che in questo momento decide nel bene e nel male tutte le geometrie e le strategie dell'Inter, quindi a quel Sì. punto sei riuscito a dargli fastidio e è successo di tutto. Poi lo vedi nell'azione del primo gol, a un certo punto ci sono, quando Giroud va a recuperare la palla, partono 6 Dicei, milanisti, 7 milanisti di in sé, corsa, sì, 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 e sì. quindi a quel punto evidentemente dall'altra parte erano un pochino tranquilli, trotterellavano in quel momento. Quella è una cosa, questo può essere anche un difetto. Luigi, io adesso rivolgo la stessa domanda ovviamente anche a Gianni e a Luigi. Luigi, c'è un discorso pro un allenatore o no, rispetto appunto alla loro, diciamo, decisione in campo? Sai, io credo che Simone Inzaghi abbia pagato questo desiderio di conservare il risultato, i cambi che poi ha fatto, forse immaginando di avere già in tasca la vittoria, è stato poi fatale per l'Inter. Questo cercare di conservare ha poi portato invece il Milan, che probabilmente ha fatto dei cambi sicuramente più azzeccati, a ribaltare il punteggio. Io però vorrei spezzare una lancia a favore di Olivier Giroud, che è un calciatore di cui davvero a volte si parla poco e non è stato glorificato, lodato negli anni, rispetto invece a quello che ha rappresentato, soprattutto per la nazionale francese. Sì. Questo è un giocatore che non sarà un fenomeno da un punto di vista tecnico, ma Fa una bella giocata, ha la capacità di fare reparto da solo, e soprattutto non dimentichiamocelo che è stato, a mio avviso, determinante nella vittoria della nazionale francese agli ultimi mondiali, perché di fatto era il giocatore che faceva sponda, spesso prendendo un sacco di botte per gli inserimenti di Griezmann, per gli inserimenti di Mbappé, quindi sicuramente un giocatore che sa sacrificarsi, che, ripeto, non è abbonato alle prime pagine dei giornali, che anche in Francia alcune volte viene criticato, ma poi spesso è lui a buttarla dentro. Parlo di nazionali, soprattutto prima che tornasse Benzema nel giro della nazionale francese. Tra l'altro si è visto cosa è successo con il ritorno di Benzema proprio al posto di Giroud. Lo spogliatoio della nazionale francese è diventato ingestibile, e i francesi e gli europei che avevano una squadra fortissima sulla carta, sono usciti con la Svizzera. Quindi la doppietta di un giocatore che è giusto che si sia guadagnato questa vetrina importante nella vittoria del derby, perché, ripeto, fino ad oggi, a mio avviso, non è stato un giocatore che ha
ottenuto prime pagine, Avuto- titoli però ha avuto importanti anche rispetto a quello che realmente fa. ha avuto un po' di infortuni, ha fatto 7 gol, mi Sì. sembra, non ne ha fatti tantissimi, quindi insomma, anche perché poi questa È non più alternanza neanche lui un ragazzino, tra l'altro, anche lui esatto, non ma è più un ragazzino. l'alternanza anche con Ibra, la presenza di Ibra. Sentiamo Gianni riguardo un po' questo tema che ho tirato in ballo, no? Quindi la responsabilità dell'uno o la bravura dell'altro tra gli allenatori. A parte la responsabilità o la bravura, io penso che il Milan abbia avuto stia avendo un degno sostituto di Donnarumma, perché Maignan l'altra sera ha fatto delle parate incredibili e si è tenuto a galla il risultato per il Milan. Credo che sia stato molto merito suo, indipendentemente dalla bravura di Giroud o dagli sbagli dei cambi di Inzaghi. Io credo che nemmeno il Milan probabilmente si credeva di aver trovato un portiere così in gamba, e col senno di poi io credo che questo portiere diventerà, se continuerà sotto questo rendimento, uno dei migliori d'Europa. E poi teniamo anche presente che ha una facilità di calcio non comune, perciò io credo che il Milan abbia avuto questo valore aggiunto dal portiere. Poi i cambi con diciamo, 5 cambi puoi decidere in una maniera o in un'altra sì, di cambiare un partite. po', sì, sono delle decisioni che vengono prese un po' al momento, molte del resto erano anche molto giustificate da parte di Inzaghi, perché Perisic aveva un problema al polpaccio, l'altro Çalhanoğlu era ammonito e ricordiamoci che la prossima partita è con il Napoli, quindi avrebbe creato dei problemi di rotazione dei centrocampisti. Abbiamo visto che i primi 3 centrocampisti dell'Inter sono nettamente migliori degli altri che vengono inseriti, no? Quindi hai ragione Gianni, è un grandissimo portiere, l'ho visto veramente sul pezzo, molto reattivo, un gattone, e ha preso anche una palla nel secondo tempo, spostato verso destra, è riuscito a rientrare e a smanacciarla, quindi perché era stata deviata, era anche centrale, però comunque sono quegli spostamenti che i portieri pagano a caro prezzo. Vabbè, insomma, quindi diciamo che c'è un po' di colpa, e poi vabbè, era la partita in cui arrivato a un certo punto il Milan, riuscendo a stare a galla dentro al risultato, è riuscito anche a ribaltarlo, no? Poi indubbiamente Giroud ha fatto secondo me quel bellissimo movimento in cui lì corri anche il rischio De Vrij di andare a far fallo, perché puoi anche toccarlo con quello sbilanciamento e quindi forse doveva essere molto più attento a non farlo girare. Ringrazio Sergio Meazzi, eccolo qua amico, ciao Fulvio Furidio, oggi ti voglio ancora più bene, e vabbè, ringraziamo assessore al comune di Milano, grazie, molto gentile. Lo sapevo io che dovevamo parlare di musica, non c'è niente da fare. Vabbè. Allora andiamo a vedere un attimo la classifica, perché dopo volevo farvi vedere il percorso delle prime squadre. Allora abbiamo l'Inter che deve recuperare appunto una partita, che ha 53 punti, non mica detto che faccia bottino pieno, il Napoli a 52 che raggiunge il Milan, la Juventus zitta zitta, l'abbiamo visto già nelle ultime puntate, chiamiamolo così, che si stava riavvicinando, l'Atalanta che va a perdere in casa contro il Cagliari, la Lazio che batte la Fiorentina, va a 39, la Roma che impatta 0-0 con il Genoa in casa, la Fiorentina che appunto perde, rimane ferma, ha una partita da recuperare, il Verona che ha perso con la Juventus, 33 il Torino, eccetera eccetera. Insomma è una classifica che comincia un po' a smollarsi lì davanti, no? Nel senso che l'Inter vabbè ha questa ipotesi di poter rientrare e riuscire ad avere qualche punto, però arrivato a un certo punto, se avesse battuto il Milan con gli eventuali recupero, sarebbero stati 10 punti, sarebbe finito tutto il campionato, probabilmente ci sarebbe stato probabilmente un mantenimento della distanza, e invece così è più interessante il campionato. Tra parentesi vorrei far vedere il percorso di quest'anno delle prime squadre. Se notate, vi ricordate, il Napoli era un rullo compressore assieme al Milan nelle prime 12 giornate, l'Inter ne aveva già persa una appunto con la Lazio e pareggiate ben 4. Nella seconda parte vedete invece il filotto dell'Inter con la sconfitta dell'altro giorno, però c'è stato una seconda parte di questa sezione del campionato dove sia il Napoli che il Milan hanno perso 4 volte. Quindi
vi piace questo, per esempio, lo scompaginamento dei calendari? Perché questo è anche frutto, ovviamente, di questa ridiscussione, no? Dei turni, non è più appunto speculare, ma è asimmetrico. Chi vuol rispondere riguardo a questo? Perché crea un problema, secondo me, nella gestione delle partite. Ma io credo che se si voglia copiare un po', se non sbaglio, il campionato inglese sotto queste cose qua. Io dico sempre comunque che quando si fanno i calendari le partite importanti sono le ultime 4-5, soprattutto per quanto riguarda la salvezza. Adesso qui stiamo parlando degli scontri diretti che vanno nella prima parte del girone di ritorno. Speriamo che poi non sia un campionato sfalsato a rovescio nelle ultime giornate, che magari tutte le squadre si trovano delle partite teoricamente facili sulla carta. Io la penso così. Beh, a livello, diciamo, cioè una volta avendo la possibilità di poter programmare in base appunto all'impegno che tu conoscevi già, c'era indubbiamente una certa gestione. Adesso lo sai in anticipo, effettivamente l'Inter a 14 partite, aveva anche la Supercoppa, 15 partite, non mi ricordo più dall'inizio dell'anno, e si è ritrovata praticamente, vabbè, una partita non l'ha fatta, quella col Bologna, ma comunque in ogni caso ha un insieme di partite veramente complicate, con anche di mezzo ovviamente la Champions con il Liverpool, quindi effettivamente è uno scompenso, è un grosso rischio questa situazione, no? Stefano, cosa ne pensi? Perché effettivamente se l'Inter avesse battuto il Milan va a Napoli, pareggia, tiene a distanza. Sì, ma sicuramente. In senso negativo per il campionato. È un esperimento come ne hanno tentati tanti negli ultimi tempi la Lega Calcio, può essere una cosa divertente, può essere una cosa dannosa, ma in questo momento io sono concentrato sul calendario, vedere che cosa succede, poi dopo lo capiremo solo alla fine della stagione se effettivamente ha influito più o meno, perché io vi ricordo comunque anche il Milan tra novembre e dicembre ha avuto una raffica di partite difficili, complicate, in cui con gli infortuni si è complicato la vita dopo quel bell'inizio che hanno fatto. Quindi aspettiamo, perché poi qua in Italia gli esperimenti vanno e vengono veloci. Se vi ricordate il famoso Boxing Day, cioè le partite natalizie, le hanno abolite dopo un anno. Si vede che l'associazione calciatori aveva protestato perché non potevano andare in vacanza. È vero. È vero, però vabbè, è anche vero che siamo anche un po' differenti, noi siamo un po' differenti, anche perché poi comunque in ogni caso le cose vengono anche abbastanza testate da noi, non parlo solo da un punto di vista calcistico. Luigi, vuoi aggiungere qualcosa riguardo appunto a questo momento di ipotetico, diciamo, cambiamento del calendario e quindi anche del campionato stesso? Sì, più che altro si iniziano davvero a delineare un po' le cose, e credo che il discorso scudetto sia una questione a 3, con al limite un inserimento della Juventus, che nelle seconde 12 giornate, come si vedeva, insomma, fosse la squadra che è andata un po' meglio di tutte le altre. Ne ha persa una? No? Esatto. Ne ha persa una, esatto. Esatto, come poi l'Inter che ha perso il derby. Credo che davvero siano quelle 3 a giocarselo, Inter, Napoli e Milan, nella maniera più assoluta. La Juventus si sta reinserendo, vediamo cosa succederà anche con questi nuovi innesti che, vabbè, alla prima hanno fatto veramente bene, andando a segno entrambi, però poi insomma c'erano anche gli impegni europei, eccetera. Vediamoli, ecco. Però davvero, sì, ma guarda, allora io parliamo sono rimasto molto più colpito da Vlahovic che da Zaccaria, sono sincero, nel senso che Vlahovic, Zaccaria, sappiamo che tipo di giocatore è, lui ha bisogno di cemento armato in mezzo al campo e l'ha trovato. Poi se è anche bravo a inserirsi negli spazi e trovare la via del gol, tanto meglio per loro. Vlahovic comunque c'è ancora questo sospetto, ma lo vedremo nelle prossime settimane, ovviamente.
c'era questo sospetto di un giocatore dove la Fiorentina giocava per lui sostanzialmente, no? Sì. E quindi in un'altra realtà, con un altro tipo di gioco, vediamo se davvero riesce a mantenere le aspettative, a continuare quello che ha fatto precedentemente a Firenze. Per il momento, dopo una partita, sembra di sì, ma il Verona non è né l'Inter, né il Milan, né nel Napoli. Vediamo cosa accadrà. Sicuramente è un ragazzo che il gol ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel DNA. Vediamo se appunto con un gioco che dà Allegri la Juventus riuscirà ad avere questo tipo di incidenza in fase offensiva e questa capacità di trovare il gol che ha avuto nella prima parte della stagione a Firenze. Comunque, ripeto, per quel che mi riguarda, lo scudetto è una cosa a tre, le due di Milano e il Napoli. Ecco, siete d'accordo, Stefano? Sei d'accordo? Io vedo comunque un'ipotesi di inserimento. Ci può stare, La perché percentuale ce l'ha, di sì, inserimento. ma tra alti e bassi ci può entrare veramente. Bisogna vedere se la prima è sempre la più facile, poi dalla seconda alla terza trovare i meccanismi per inserire due giocatori che facciano funzionare perfettamente tutta la squadra, magari si complica qualcosa, perché poi ho visto Zaccaria che ieri è uscito per infortunio. Non vorrei gufare, ma poi bisogna vedere che cosa succede. Qui non so se Gianni si sposta per toccare ferro. No, assolutamente. Ecco. No. Non credo che sia simpatizzante. No. Adesso stavo scherzando, approfittavo di questo movimento. Però ci può stare. La Juve sono 12 partite quasi che prende pochissimi gol. E lì costruisci sempre in difesa, costruisci molto delle vittorie. Allora, in qua campionato. Sentiamo un attimo anche Gianni riguardo a questo, anche se poi appunto l'uomo che è stato, diciamo, in qualche modo criticato in questa prima fase. Io trovo che Allegri sia un grandissimo allenatore, poi magari non sarà performante sulla partita secca e quindi in Champions può lasciare qualcosa, però ha cucito, sta riprendendo in mano. C'era stato uno tsunami precedentemente in questi ultimi 3 anni, l'avvento di una star come appunto CR7 che in qualche modo sposta mostruosamente gli equilibri. Adesso però tutto sommato mancavano, basta vedere la classifica, no? I gol, e ti rendi conto come la Juventus era 11ª con 34 gol all'attivo, con una ventina di gol di differenza con l'Inter, cioè questa la dice lunga, però teneva duro chiaramente il fatto di non prendere gol, era la terza difesa, quindi mancava, cioè quando fai una squadra dici mi mancano i gol, vado a prendere il centravanti. Gianni, quindi in questo momento questo cambiamento, questo arrivo di questi due giocatori che fa anche un po' di chiarezza a centrocampo, anche lo spostamento di Arthur in mediana, che è anche un giocatore che stranamente a me non dispiace, tutto sommato, è un giocatore che ha un suo perché. Qual è il tuo pensiero in questa Juventus e questo allenatore che è anche criticato dalla stessa base juventina? Ma io credo che adesso comunque con l'arrivo di Vlahovic, se mantiene anche solo il 70% di quello che ha fatto a Firenze, dovrebbe sulla carta fare la differenza per quanto riguarda i gol della Juve, almeno sotto il profilo realizzativo. Zaccaria l'ho visto diverse volte col Borussia e non mi dispiace, è un bel, come dice Luigi, è un bel cemento armato lì in mezzo al campo, e secondo me potrebbe essere veramente il calciatore che può fare la differenza appunto a centrocampo, anche se ti dico sulla carta Kenny a me non è mai dispiaciuto come giocatore. Infatti l'anno scorso quando la Juve lo prese dissi che fece un grande acquisto. Io credo che la Juve bene o male non arriverà per la lotta allo scudetto, però potrebbe rompere le scatole in modo importante. Certo, sì, forse magari per la vevetta, perché sono tre società davanti, quindi è difficile riuscire a recuperare. Ne mancano quante partite? 25, 38, 13, no? Quindi 14, adesso mi ricordo più. Quindi insomma non è che c'è ancora un discreto bottino di partite, però di punti. Bene, abbiamo parlato ovviamente della Juventus, sì, poi ha fatto piazza pulita andando via Ramsey, Betancourt e Kulusevski, ha anche stravolto proprio centrocampo e attacco, anche poi ha giocato con campo andava stravolto, centrocampo andava stravolto perché non aveva qualità. Era il reparto
più in crisi. Sì, ma è normale, cioè metti il centromediano davanti alla difesa, metti un giocatore, mi ricorda un po' Matuidi, Zaccaria, no? Un giocatore quindi anche di movimento, sempre che sta sul pezzo. Dall'altra parte Rabiot, che comunque in movimento ti hai giocato ogni tanto anche di qualità, e poi hai tolto gli equivoci, hai mandato via gli equivoci, basta. Il prossimo anno ti torna dal prestito di Cremona Fagioli, probabilmente, che sta facendo molto bene, è stato anche già inserito nello stage, se non sbaglio, nello stage da Mancini. Rischia di avere un centrocampo molto giovane e interessante, Fagioli, Locatelli e Zaccaria, insomma. Devono crescere. Senti, poi si vede, sì, chiaro. E poi invece quest'uomo invece è arrivato, ha segnato, ci voleva in questo periodo storico per il Napoli, perché indubbiamente è un giocatore molto importante come terminale d'attacco, anche perché poi sta cambiando, no, la fisionomia di questo Napoli dopo quel trio di piccolini del periodo di Sarri. A poco Insigne, Callejon, Mertens, a poco si sta ovviamente modificandosi lì davanti. Loro sono convinti di vincere lo scudetto, un po' perché ha bisogno Napoli di avere, diciamo, il sostegno un po' da un punto di vista interno, perché molte volte implode. Siete d'accordo riguardo a questo? Parto da Luigi di nuovo. Il fatto del Napoli che ogni volta sempre lì e poi implode. Sai, loro ci tengono in particolar modo perché le uniche 2 volte in cui l'hanno vinto con un extraterrestre in campo, quindi insomma non è più tempo di extraterrestri, ma di giocatori normali. Il Napoli iniziò una corsa clamorosa nelle prime giornate, ma perché aveva bisogno anche dal punto di vista della preparazione atletica, era quella l'impostazione che venne data alla squadra da Spalletti, perché aveva bisogno di far più punti possibili, perché andava a perdere giocatori importanti come appunto l'attaccante nigeriano, di cui non ricordo mai il nome, Osimhen, come si pronuncia, ditemelo voi, non lo ricordo mai, perché perdeva lui, perdeva Koulibaly, perdeva Anguissa in Coppa d'Africa, perdeva di fatto quella che era davvero lo scheletro della squadra, la parte centrale, la parte più importante, l'ossatura centrale per la Coppa d'Africa. Quindi partirono in quarta, eccetera. Ora li recupera tutti, che sono tornati tutti dalla Coppa d'Africa. L'attaccante della Nigeria prima di tutti, perché è stato eliminato rapidamente dal torneo, la Nigeria. E sì, hanno giocatori importanti, giocatori di livello per poter dire la loro fino alla fine, sicuramente. E poi, a mio parere, ma questo è il mio parere personale, sicuramente Spalletti è un allenatore molto più concreto di quello che potrebbe essere Sarri. Secondo me Sarri è un bravo allenatore, ma non lo so, a me non ha mai convinto tantissimo. Confido nella concretezza di Spalletti, che è riuscito a creare un bel gruppo, ripeto, che però per vincere è imprescindibile da quei 3 giocatori lì, che sono appunto Koulibaly, Anguissa e Osimhen davanti. Il Napoli c'è, sicuramente c'è, ripeto, vincerlo senza un extraterrestre sarebbe ancora più, come dire, entusiasmante per loro. Sì, sentiamo Stefano, perché è appaiato ovviamente il Milan a questo Napoli, quindi si è rifatto sotto. Del resto, la prima parte, quando abbiamo visto appunto il percorso, la prima parte del campionato, Napoli e Milan andavano a braccetto proprio, hanno fatto gli stessi punti. Qual è il tuo ragionamento? Anche perché poi settimana prossima c'è una partita interessante. Non c'è male, me la voglio godere proprio tutta perché perché voglio vedere veramente lì si testano le due candidate, secondo me, che hanno una rosa un pochino più profonda rispetto a quella del Milan, che in questo momento soffre ancora di qualche problema di mancanze di ricambi, soprattutto in difesa, perché lo abbiamo visto tutti. E il Napoli però è un bel gioiellino, soprattutto Osimhen mi sembra un giocatore da grandi potenzialità. Praticamente non ha fatto nemmeno la Coppa d'Africa perché col Covid è tornato indietro e a quel punto è finito tutto, cioè si è potuto riposare qua e si è visto l'apporto che ha dato in campo. Poi bisogna vedere, le coppe faranno un pochino la differenza. Lo hai visto l'anno scorso con l'Inter, quando
uscita dalla Champions, partita a sprombattuto, aveva già proprio in questo periodo aveva sorpassato il Milan e da lì senza le coppe si era lavorando sul campo, perché poi è quello che lamentano sempre gli allenatori: non abbiamo la possibilità di allenare, si gioca troppo, hanno ragione. Certo. E lì Certo. lo vedi, cioè i giocatori poi quanti infortuni traumatici, quanti infortuni da logorio si vedono ultimamente, quindi la differenza la faranno gli impegni di Coppa. Bene, allora siamo arrivati alla metà più o meno della trasmissione. Luigi, ti chiedo di rimanere un attimo fermo lì, però quando rientriamo parliamo un paio di minuti di Coppa d'Africa, visto che tu lo segui sempre molto molto bene, perché questo è anche un po' il momento che riguarda un po' i libri, no? Io cerco di presentare sempre un libro che in collaborazione con i Mondadori Bookstore collegati, che sono quelli di Acquiterme, Crema, Genova Sistri, Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varazze. Non presenteremo oggi il libro, come di solito faccio sempre un accenno, lo facciamo solo perché c'è l'autore e lo presenteremo ovviamente settimana prossima. Il libro non si vede bene perché ovviamente ho il chroma key, comunque questo è un libro, guarda, ho preso proprio uno dove c'era Boninsegna con Gianni Bellini e c'ero anch'io a Viadana quella volta lì, mi ricordo. Questo è il libro 500 figu per un Bordon, perché questa è la contrattazione ovviamente che esiste per chi ovviamente tocca le figurine e colleziona. Lorenzo Longhi, Gianni Bellini, per Urbone Publishing. Quindi sei pronto martedì prossimo alle ore 17 per Equilibri, giusto Gianni? Esattamente, giusto. Bene, allora poi leggeremo un po' qualche aneddoto, uno su tutti lo so già da tempo, me lo dicesti la prima volta che ci siamo visti, che l'uomo più importante è questo. Carantini. Sì, il mitico Sergio Carantini, la mia prima figurina che ho trovato nell'aprire una bustina, questo mi è rimasto impresso. A me è rimasto abbastanza impresso perché non era un bellissimo uomo, devo dire la verità. Io ero ragazzino e mi ricordo che intanto c'è per esempio uno di questi, quelli diciamo a livello di non particolare bellezza, era Udovicic del Novara, se ben vi ricordate. Bandiera del Novara. La bandiera, grande bandiera del Novara, veramente. Va bene, rientriamo, grazie Gianni, quindi per partecipare ovviamente alla presentazione del tuo libro settimana prossima. Rientriamo quindi negli argomenti ovviamente del periodo. Si è conclusa la Coppa d'Africa. Luigi, qualche considerazione? Questa Coppa che è stata strana, ci sono stati un po' di morti, un po' di Covid in qualche modo regalato per cercare di far ammalare le persone, non so, è sempre un bel casino lì in Africa. Sì, guarda, la cosa che a me è dispiaciuta molto di questa edizione è che l'Africa, ormai da tantissimi anni, no, viene sempre definita la nuova frontiera del calcio, purtroppo ormai basta, è tornata indietro, è tornata indietro di una cinquantina d'anni, secondo me. E questo è davvero triste per quello che è successo durante la kermesse che si è giocata in Camerun. Già agli inizi, già nei giorni che precedevano il torneo c'era il rischio che non si potesse giocare, alcuni stadi non erano norma, tant'è che si era fatto avanti il Qatar a ospitare la manifestazione, poi in realtà questi stadi sono diventati improvvisamente a norma, abbiamo visto cosa è successo prima di Camerun, durante, ahimè, Camerun, le isole Comore, con la calca, i morti, eccetera. E il Camerun è stato aiutato sfacciatamente fino a quando ha potuto essere aiutato, poi è stato fatto fuori dall'Egitto, ed è stato veramente triste quello che è successo. Io mi sentivo quotidianamente con l'unico italiano presente alla Coppa d'Africa, che era il preparatore atletico del Gambia, un ragazzo di Palermo, un ragazzo in gamba che ha lavorato molto bene per loro, e mi diceva: qua ci fanno dormire in camera da letto con 4-5 posti, no? in camera da letto allestite apposta con 2 letti matrimoniali, no? C'era la volontà di creare il contagio. Ci sono state squadre che hanno fatto per i fatti loro i tamponi, perché quando arrivava la federazione camerunense a fare i tamponi alle squadre che affrontavano il Camerun mediamente c'erano
4-5 giocatori positivi. Non dimentichiamoci cosa è successo proprio con le Comore, dove il Camerun che ha battuto le Comore 2-1, ma le Comore stranamente hanno avuto 3 positivi al Covid, 2 tra i portieri. Quindi davvero sono successe delle cose quindi era vero, piuttosto gravi, e qui davvero si è tornati indietro, quasi il giocatore di cui parlava prima Stefano, no? dello Zaire del 74. Siamo tornati un po' indietro da quel punto di vista, in una maniera terribile. C'è sempre meno organizzazione, c'è sempre più latrocinio, e dispiace molto, perché comunque è sempre una terra ricca di giocatori importanti, di talenti, eccetera. Però mentre un tempo davvero c'erano calciatori che facevano carte false in tutti i sensi pur di giocare per la nazionale dei genitori, penso sempre a Federica Luté, che ha rifiutato la Francia per giocare con il Mali. Adesso ormai tutti i calciatori, laddove è possibile prendere la cittadinanza di un'altra nazionale, esatto, giocano per la Francia, per il Belgio, per l'Olanda, e non per la patria o di origine loro o degli avi. Un motivo ci sarà. Non abbiamo più Drogba, non abbiamo più Eto'o, non abbiamo più Adebayor, non abbiamo più giocatori con queste caratteristiche, con queste capacità. Ecco, Stefano, il Panini ha seguito l'evento in qualche modo? No, non abbiamo fatto, l'avevamo fatto in passato qualche anno fa, però è molto difficile, già con i mondiali che stiamo seguendo adesso, riuscire ad avere contatti con loro e poi non è così semplice. Poi probabilmente anche il target che dovete raggiungere non è lo stesso, no? O ci sono gli aficionados che lo fanno lo stesso, insomma. Sì, però non sono numeri sufficienti per poter pensare di fare un investimento come li deve fare Panini quando si muove per delle grandi manifestazioni come sono i mondiali piuttosto che gli europei. Quindi. Vi state preparando bene per il mondiale? Guarda, sono in una forma smagliante, cioè, ho messo su muscoli e senza grossi problemi, e bene. mi preparo a questa lunga cavalcata, perché con la stagione particolare che sarà la prossima non sappiamo ancora che cosa succederà. Sarà un'estate di super lavoro. C'è una strategia, una bella strategia, e anche bisogna aspettare sempre qualcosa e cercare di prevedere anche quello che è imprevedibile, no? Sai, quello è nella norma. Noi chiudiamo di solito quando c'è un mondiale, diciamo fatto in estate, contalo sempre che si gioca tra giugno e luglio, noi chiudiamo a gennaio le nostre convocazioni. E poi dopo andiamo a fare i conti con quelli che sono le vere chiamate dei CT. Direi che ultimamente, negli ultimi anni, e adesso mi tiro in porta, i colleghi che magari mi guardano stanno toccando ferro e acciaio, però di solito quando sbagliamo ultimamente la percentuale più alta è dovuta agli infortuni. Quindi non chiudendo a gennaio, no, certo. Non puoi sapere, ovviamente, certo. No, però è vero che magari c'è la sorpresa, però è sempre più difficile trovare un giocatore che entra in un gruppo tosto, già preparato, predisposto per una competizione come il mondiale, certo. E che entra decisamente. Allora, io anche qua davanti facciamo delle rose ristrette, quindi qua davanti vedo le vostre espressioni, c'è un'espressione molto felice che è quella di Gianni, perché Gianni comincia già, ma non solo per il discorso della collezione in sé, perché possono venire fuori poi quelle come il Gronchi Rosa, quel collezionismo ovviamente che dà ancora più valore. Io volevo sapere da Gianni se esiste un album che è considerato una sorta di Gronchi Rosa, no? Visto che appunto stampare una cosa che dopo non succede, non avviene, spero che non sia assolutamente questa di quest'anno, però in passato qualcosa è successo, giusto? No, intanto vorrei dire a Stefano che la fortuna di Panini è che non c'è Arrigo Sacchi allenatore, perché perché lui ricorda meglio di me che sul mondiale 94 furono più i giocatori messi nell'album che non erano presenti che viceversa, cioè è una battuta, ma è successo anche recentemente con l'album 2 anni fa della Coppa America.
con il Giappone facemmo tutta la convocazione precisa, dovevamo essere precisi con esattamente i giocatori che avevano giocato più minuti, e poi 15 giorni prima della manifestazione il CT decise di portare l'Under 21, un disastro. Ce n'era uno solo, giusto, su 20, figurati. Quindi. Beh, ecco, vabbè. Quindi comunque diciamo della forma diciamo di collezionismo di un qualcosa che è saltato, oppure esiste, oppure no. No, beh, Di un album che magari è appunto legato a un qualcosa, no. Non te lo dirà mai. No, beh, diciamo che la cosa più simpatica è fra qualche anno, quando si vedranno gli album degli europei, che Panini giustamente fece l'album lo scorso anno, cioè 2 anni fa, del 2010, certo. Non solo degli europei, ma anche della Coppa America. Poi saltarono, e praticamente sono 2 album di una manifestazione mai disputata, perciò ma non avranno valore a livello economico, però hanno un valore, posso dire, storico sentimentale, che fra qualche anno spiegherai a chi verrà a vedere o chi guarderà questi album, questo evento. E secondo me queste sono le vere chicche del collezionismo, e stiamo parlando di un album che ha un valore economico pari al valore della bustina, ecco, niente di più. Indubbiamente la chicca. Sentiamo Luigi. No, Gronchi Rosa al contrario, nel senso che io ricorderò sempre della Panini il fatto che non è colpa certamente della Panini, che non c'era nel Camerun Grégoire Mbida, che fu quello che segnò il gol all'Italia, non era presente. Però all'epoca, ragazzi, trovare, a parte che il Camerun cambiò allenatore in corsa. Il Camerun era una novità pazzesca. Era Branko Zutic, poi chiamarono il francese Vincent, quindi tipo in primavera cambiarono allenatore, forse se non sbaglio dopo la Coppa d'Africa che si giocò in Libia quell'anno. Ma io perché lo dico questo? Perché io qualche anno fa avevo intervistato Grégoire Mbida quando viveva a Dax sui Pirenei in Francia, e mi aveva proprio raccontato questa cosa, che lui era dispiaciuto di non essere sulle figurine Panini, ed è stato insomma il giocatore poi simbolo, perché autore del gol del pareggio contro l'Italia, e soprattutto autore dell'unico gol, se non vado errato, di quel mondiale al Camerun, perché il Camerun sia con la Polonia che col Perù giocò pareggio 0-0, quindi e invece se non sbaglio lui mi diceva, dovrei andare a vedere i miei album perché li ho anch'io, gli diceva che c'era invece questo attaccante che si chiamava Maia, che poi si infortunò, che giocava in Francia, che invece appare nelle figurine, però in realtà poi si era infortunato qualche mese prima della Kermesse. Ripeto, comunque faccio i complimenti, non perché c'è Stefano, ma anche perché c'è Stefano, alla Panini, perché non dimentichiamoci che dopo il sorteggio di quei mondiali, il sorteggio dei gironi di quei mondiali, Bearzot andò a vedere in Libia il Camerun, che conosceva a malapena 2 o 3 giocatori, e Panini ci ha fatto tutto l'album, cannando tra virgolette, ma non per colpe sue, un giocatore. Sfiga vuole che fosse quello che poi ha segnato lo storico gol contro l'Italia. Vedi, questa è un'altra chicca che indubbiamente viene fuori. Vabbè, insomma, siete un pozzo di scienza e di storia calcistica. Torniamo un po' al campionato, no? Io vedo per esempio in chiave nazionale, stiamo parlando appunto di nazionali, che c'è un giocatore che è il numero che ha raggiunto 18 gol, che si chiama Ciro Immobile. Allora, quando non c'è Ciro Immobile, dice perché non c'è, non abbiamo l'attaccante. Quando c'è, ma non la mette mai dentro. Però questo, ragazzi, sono anni che segna a raffica, e io dico che è un grande giocatore. Cerchiamo ogni tanto di non buttare addosso la croce sui nostri stessi profili, no? Quindi sentiamo Stefano. Questa è la grave malattia dei 60 milioni, quelli che siamo, di commissari tecnici che vivono in Italia, un pochino meno magari, ma che devono dare il loro parere su qualsiasi decisione, che ne sanno a pacchi meglio di più rispetto al CT, e avrebbero la soluzione sicuramente in mano. È certo che Immobile, i numeri parlano chiaro per lui, cioè segna, come dicevi tu,
Fulvio fino da 4 stagioni va sempre Scarpa oltre i 20 d'oro. gol, scarpa d'oro, 20 gol. 2 volte scherza capocannoniere del campionato italiano. Probabilmente non è, cioè la squadra gioca un pochino in maniera diversa rispetto a come gioca nella Lazio, ha un movimento diverso, ha dei giocatori dietro che si muovono in maniera differente, perché lo vedi anche ieri con Milinkovic, Savic, lui gli apre spazi, oppure una volta scardinata la difesa la Fiorentina l'ha infilzata più e più volte senza grossi problemi. È vero che manca forse ancora un ricambio ben definito lì in attacco, per questo durante lo stage che ha appena fatto ha provato di tutto, e anche rispolverando vecchi amori di Fulvio. Come no? Balotelli, immagino, è quasi a livello di Icardi, no? Come nelle tue... Mi è veramente molto difficile riuscire a fare una classifica tra loro due, quindi vabbè. No, però Scamacca, adesso ci sono tanti prospetti interessanti. Scamacca sembra quello un pochino più... Sì, che si avvicina di più forse. Sì, già un po' più definito. Ci manca Sì. quel giocatore diverso rispetto a quello che sono adesso Belotti e Immobile. Ecco, ma in un discorso del genere non è varrebbe il caso, io presumo che le stiamo pensando tutte, Mancini con il suo staff, andare per esempio su delle soluzioni che non avremo, non sappiamo lì davanti come andrà a finire, ci sarà Immobile, però gli inserimenti da dietro, quindi ipotizzare, avere un effetto sorpresa. Gianni, tu ne immagini, tu che hai una visione di grandissimi giocatori del passato ma anche di adesso, e quindi ipotizzare, cercare di essere creativi, come vedresti questa nazionale per cercare di dare qualcosa in più? Non è che devi segnare sempre con l'Icardi di turno 3000 palloni sul centravanti, ma puoi segnare anche con un gioco corale, con gente che si inserisce. Vedi il Milan con i 3 dietro ha un centravanti, poi ti segna comunque anche centravanti, specie nel derby. Beh, adesso intanto non vorrei fare il bastone contrario con Stefano, perché Immobile quando è andato al Borussia Dortmund e al Siviglia non è che abbia fatto sfacciarli. Però è diverso, è una sua comfort zone lì, cioè è un calcio diverso. Poi devi vedere che cosa succede quando viene qua magari un tedesco che di là segna a raffica e qui fa più fatica. O lo spagnolo. Sì, lo spagnolo direi che l'unico fa più fatica. Direi che l'unico tedesco che non ha segnato in Italia è stato Herbert Vass al Bologna, gli altri sono tutti segnato. Tanto per... No, io adesso parlare di Bundesliga, per carità. Era una battuta ovviamente la mia. Io dico che in una partita così importante, diamo per scontato che sarà il Portogallo, l'unico calciatore adesso come adesso che potrebbe fare la differenza a centrocampo secondo me è Frattesi del Sassuolo, che ha degli inserimenti non indifferenti. Il problema è che non lo farà mai esordire in una partita così importante, secondo il mio modesto punto di vista, e io seguendo molto il Sassuolo anche dal vivo credo che questo per i prossimi anni potrebbe essere un centrocampista di quelli veramente importanti. Tornando sul discorso Immobile, io personalmente sono contrario a Immobile, ma è un'opinione personale. Io giocherei con 2 ali piccoli, possiamo ipotizzare Berardi? Senza Berardi no, con Berardi Insigne dalle 2 parti, con una punta alta tipo Scamacca, che secondo me potrebbe essere il cardine per una partita contro il Portogallo. Poi se il Portogallo gioca Pepe siamo a punto e a capo, cioè non è che siamo sempre lì, perciò il CT lui ha il sentore della nazionale. Speriamo solo che ci porti a novembre, perché se non dovessimo arrivare nemmeno quest'anno a novembre credo che ci sarebbe veramente non dico da piangere, ma comunque da rifondare tutto. Magari rifondare no, però comunque da leccarsi le ferite di sicuro sì. Luigi, creatività da parte del nostro mister. Guarda, ha richiamato Balotelli, ha provato anche João Pedro, forse non è contento di questa situazione, di come sta giocando Immobile. Io dico francamente, mio parere personale, a me Immobile agli europei non è dispiaciuto, adesso tiratemela dietro tutto quello che volete, a me non è dispiaciuto perché ha dato profondità, ha preso un sacco di botte, ha permesso l'inserimento di altri giocatori che poi sono inseriti molto bene. Esatto, e poi
quando c'era, tra virgolette, in alcune circostanze la staffetta con Belotti, con Belotti, stessa cosa. Non ho visto delle cose differenti, forse era anche quello il tipo di gioco, perché lo stesso Belotti poi era quello che andava a cercare di scardinare un po', di creare spazi, e ha preso anche lui un mucchio di botte, entrambi, e forse probabilmente in quel momento andava bene così, e adesso forse Mancini vuole invece cambiare qualcosa, perché forse Belotti non lo so quanto, ha un po' di problemi fisici il ragazzo di A, non è più giovanissimissimo come una volta, cerca sicuramente qualche altra soluzione, e io, che in passato ho apprezzato molto Mario Balotelli, sì, sta segnando in un campionato che non mi sembra tra i più gettonati, però tra i più gettonati in Europa, pare che sia abbastanza in forma, non parte neanche da titolare, non lo so, ripeto, per me Belotti e Berardi hanno fatto Belotti e Immobile hanno fatto un ottimo europeo in quel contesto, con quel tipo di gioco. Era lo poi stesso qualcosa prego Stefano. Stefano, Era dimmi. lo stesso che dicevi all'inizio di Giroud al mondiale del 2018. Esatto. Esattamente quel tipo di gioco lì, non ha segnato un gol che fosse uno, però è stato decisivo negli equilibri della squadra, quindi parliamo di giocatori che possono fare diverso tipo di gioco, e probabilmente sta giustamente cercando delle alternative. Dobbiamo anche cercare di trovare una strada, anche se siamo l'Italia dobbiamo andare al mondiale, perché come dicevo 2 settimane fa a Fulvio, non sono pronto per fare 12 anni senza un mondiale dell'Italia. Esatto. Perché poi dopo passiamo diretti al 2026 e non so se posso resistere ancora. Faccio una provocazione che con Fulvio ne abbiamo già parlato telefonicamente, ma se tocchiamo tutto Mancini non dovesse portarci al mondiale, Mancini sarebbe un fallimento? No, dai, come fai a dire no? Guarda che sicuramente gli episodi decisivi sono stati 2 rigori sbagliati all'ultimo minuto, agli ultimi minuti con la Svizzera, forse uno dei 2 sicuramente, e poi sei andato, e l'altro grave problema è stato non segnare all'Irlanda del Nord, che gioca, però in tutto il girone non so se si è preso 1 o 2 gol nelle partite in casa. Però sono 2 episodi, sono i 2 episodi che però in un girone così equilibrato, in cui avevi la Svizzera che ha fatto i tuoi stessi punti, non li hai castigati quando dovevi castigarli, niente, ti trovi lì. È la bellezza di questo sport. Vedi i derby domenica. Sempre col massimo rispetto, Fulvio. Sì, no, certo. Luigi, senti, sei d'accordo? No, sono d'accordo con Stefano, non sarebbe assolutamente un fallimento, anche perché, voglio dire, Mancini è stato, rispetto ad altri suoi predecessori, un allenatore che ha avuto il coraggio di lanciare giocatori che alcuni di loro non erano neanche a momenti titolari nelle squadre di club in cui giocavano, li ha tirati fuori. Zaniolo l'ha preso addirittura dalla primavera della Roma, adesso sta provando Fagioli e altri ragazzi giovani, quindi comunque è un allenatore che vede bene, sa cosa può servire alla squadra. Poi se sbagli i rigori non è sicuramente colpa dell'allenatore, episodi che hanno determinato questa situazione, dove secondo me, toccando tutto quello che possiamo toccare, siamo ancora favoriti per andare. Hai fatto il record delle partite di imbattibilità e poi non vai al mondiale. Ci può stare, hai fatto 38, ne hai fatte senza perdere una partita. Caspita. Però ti ricordo che il buon Dino Zoff, imbattibilità 1142 minuti, scappò Emmanuel Sanon, l'haitiano, gli fece il gol dell'imbattibilità. Lo so, però quello era una nazionale bollita, purtroppo. Sì, assolutamente. Nel 74 arrivarono belli che bolliti, con tutti i problemi. Sapete che quella nazionale, sono andato a vedere perché ho visto ho trovato un parallelismo tra quella nazionale e quella di Ventura, no? Però in quella nazionale c'erano giocatori che avevano 32 anni, Rivera, Riva, Mazzola, Kurnic qualcosa di più, Facchetti.
quindi praticamente, e poi c'erano 3 blocchi, perché era il blocco della Juve, il blocco un po' dell'Inter, ma soprattutto della Lazio. La Lazio aveva appena vinto lo scudetto e non li facevano giocare, quindi c'è stata veramente una grandissima maretta in quella, e lì c'è stato veramente un cambio, hanno tagliato, hanno lasciato dentro, mi sembra, Bernardini e Berzotto hanno lasciato dentro Boninsegna, Facchetti, credo. Bernardini è uno che avrebbe dato altre soddisfazioni a Stefano, come dal punto di vista delle convocazioni. Ma Bernardini, nel caso fosse stato allenatore lui, poi nel 78, poi vabbè, gli subentrò man mano Berzotto. Sarebbe stato un personaggio gradito Stefano, immagino, perché se non ricordo male, aveva fatto un'infinità. Se non ricordo male, se non ricordo male, Bernardini in un Olanda-Italia fece esordire 6 calciatori, 6 esorditi nazionali. Perciò stiamo parlando, cioè, come? Antonioni, Orlandini, Rocca, erano Zecchini, quei giocatori lì. Rocca, Roggi, Zecchini, con l'Olanda, che fu una partita rubata alla grande, perché sull'1-0 per noi non ci diedero un rigore grande come una casa solo Boninsegna. Perciò ti dico, stiamo parlando di grande calcio da allora. Però è pazzesco come tagliarono subito i grandi campioni. Vabbè, c'era Riva che ormai aveva avuto tutti gli infortuni gravi, però per esempio Mazzola era ancora in auge, Rivera era ancora in auge, insomma Burnic stesso. Vabbè, insomma è stata una cosa stranissima. Esatto, ma però erano visti diversamente all'epoca. Adesso siamo qui a tessere le lodi di un quarantenne, lì avevano 32 anni ed erano già ormai considerati sul viale del tramonto. Era un altro calcio, è pazzesco. Sì. Pazzesco. Ricordo bene quella partita dell'Olanda col gol di quel maledetto Riesbergen di testa all'inizio. Una pioggia torrenziale, vabbè, siamo per... C'ho ancora dei traumi. Invece era Boninsegna centravanti, sì. Esatto. Posso dire una cosa così, magari non c'entra un cavolo, però mi piaceva ricordare. A proposito dell'Olanda, di quella grande Olanda di quegli anni, sapete chi vedo ogni... Io vado spesso a Malaga, perché comunque ho degli interessi, delle cose mie giù, e vado a Torremolinos, che è a 7 km da Malaga, e a Torremolinos, in pieno centro, ha aperto un ristorante, e lo vedo spesso lì al tavolo fuori, Johnny Rep. Vive si è trasferito a Torremolinos e... Dagli torto, scusa, a Torremolinos. Infatti, ci ho parlato un paio di volte, mi ha detto che l'ha fatto più che altro erano andati in vacanze diverse volte lì da quelle parti, dice era per mia moglie voleva così, eccetera, eccetera, e vive ormai lì in Costa del Sole, a Torremolinos, e lo si vede in questo ristorante, si trova nella Carriguela di Torremolinos, ogni tanto c'è qualche olandese che va a farsi la foto, ma anche non soltanto olandesi, altri, spesso sta dentro perché sennò gli rompono le palle a getto continuo, gli italiani soprattutto ci vanno quelli non di fede juventina per ringraziarlo, naturalmente, no? E sta passando la sua vecchiaia così, ripeto, in Costa del Sole, è anche piacevole ogni tanto passare e vederlo, insomma, un personaggio che ha fatto anche lui la storia del calcio mondiale, e soprattutto era una delle squadre più belle dal punto di vista estetico che il calcio ha partorito nella sua storia. Ma la storia l'ha fatta anche poi quando andò al Bastia e arrivò in finale di Coppa UEFA, sempre a fine di carriera, perciò ha fatto la storia sia dell'Ajax che di questa grande squadra francese. Certo, allora, grande Johnny Rep. Aspetta, scusate, si parlava di Olanda, mi è venuto questo flash. Aspetta, questo signore è partito un 100 punti di invidia, 100 punti di invidia per Johnny Rep. Eccolo qua. Non è più così, ragazzi, bello rotondo. Lo so, l'ho visto. È un po' bello rotondo. Era un gran bel ragazzo, indubbiamente. Tutti quegli olandesi erano molto prestanti, proprio. Eccolo qua. La moglie è un cerbero, perché quando si avvicina a qualcuno gli chiede di lui, dice no, è tornato in Olanda, in realtà è nel ristorante, che si nasconde perché non vuole che gli rompano le palle. Poi, dopo un po' si stufa anche lui di fare autografi, foto, selfie, queste cose, e la moglie dice sempre no, è tornato in Olanda. Invece lì dentro è tornato in Olanda, pensa a te. Vabbè, niente, lasciamo perdere Johnny Rep. Adesso però una bellissima chicca, ovviamente, di
Di Luigi. Allora togliamolo e rimuoviamo, ecco, torniamo in posizione. Allora, una cosa velocissima, 3 situazioni, le prime 3 squadre, abbiamo Luigi il Napoli, Stefano il Milan e Gianni l'Inter. In che cosa devono migliorare per il, chiamiamolo, questa terza parte del campionato come rush finale? Consideriamo le 3 squadre, togliamo la Juventus che forse può raggiungerne una, vabbè, staremo a vedere. E quindi un piccolo giochino, dai, da questo punto di vista. Luigi, il Napoli in che cosa può migliorare, deve migliorare? Secondo me qualcosa al Napoli manca qualcosina un pochino in mezzo al campo. Anguissa sicuramente è un giocatore importante che ha dato sicuramente una marcia in più alla squadra. Deve migliorare con i giocatori che ha a disposizione un pochino in mezzo al campo e soprattutto deve sperare che Osimhen continui ad essere il giocatore che è stato fino adesso. Beh, difesa è la prima difesa, quindi di gol ne fa. Adesso il Napoli è 1, 2, 3, è il terzo attacco, quindi insomma sì, no, 1, 2, no, il quarto attacco, ed è la prima difesa con 16 reti, insomma, quindi da questo punto di vista sono a posto. Gianni? Inter e Milan le sono superiori come centrocampo, secondo me, nel gioco scudetto. Ecco, Sì, forse sì. Gianni, per ciò che riguarda l'Inter? Ma secondo me l'Inter, il vero spartiacque sarà la partita di Champions con Liverpool. Se dovesse andare come credo io, secondo me non parte battuta l'Inter, anzi tutt'altro. Se dovesse passare il turno, secondo me prenderà una carica morale che la porterà dritta allo scudetto e ad arrivare molto avanti con in Champions. Gianni, però se non dovesse superare il turno avrebbe più energie però nelle altre partite del campionato, però. Sì, assolutamente, però credo che la fase morale sia importante. Aiuterebbe. Molto, assolutamente sì. E poi hanno una squadra che ha dei cambi, credo, più importanti di tutta la Serie A, perciò che giochi uno giochi l'altro non è che sia tanto importante questo. Ecco, Stefano invece il Milan deve inventare qualcosa perché è sempre lì, povero Pioli, a fare i conti con qualche infortunato. Adesso però l'effetto derby credo che abbia dato anche una certa spinta. Sì, può darlo se hai l'atteggiamento giusto per andare a giocare una partita già domenica difficile con la Sampdoria, perché comunque ieri, cioè il Sassuolo di quest'anno era una bella realtà, però fino a una settimana fa, poi adesso, cioè fino a 2 settimane fa, poi ieri ha preso una bambola totale, però Sì. è quello che dicevamo prima, che hai detto tu, anche cioè la profondità della rosa, quindi qualche infortunio di troppo, essere un pochino falcidiati un po' meno dagli infortuni, però è un equilibrio molto labile questo degli infortuni, sperare che nessuno si infortuni e poi risolvere qualche problema un po' più di attacco, perché è mancato quello che è mancato fino al 70° del derby, cioè palla in area per qualcuno che possa effettivamente aiutare il gioco d'attacco, perché non arrivano mai alla fine. Ma forse Sono bravi, tac, 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 e poi forse dopo era un manca po' qualcosa. effettivamente quella scelta iniziale di Chessy che non è stato poi così fondamentale. Sì, Era quello stato un uomo in sicuramente, meno. però l'hai visto anche nella partita prima con la Juve, prima della pausa, quella partita lì l'hai giocata da pari a pari e forse un gradino Superiore. sopra la Juve, Certo. perché la Juve era più spaventata, non so se spaventata, ma sicuramente temeva di più di perdere, esatto. E poi quindi a quel punto devi fare anche i conti e cercare di fare i gol quando è il momento. Se non li fai non c'è niente da fare, perché in difesa bene o male hai trovato anche Kalulu che è riuscito a mettere a posto, però ti manca Kier che ti aveva sistemato la Però difesa, ti manca Romagnoli e Tomori. Kalulu sono lì, No, hanno fatto bene, per hanno fatto carità. bene. Hanno fatto molto bene, forse ci hanno messo anche del loro anche a centrocampo, perché noi il nostro giocatore, quello che fa l'ago della bilancia in questo momento è Tonali, non c'è partita, perché io ho visto un giocatore
da settembre adesso è mostruoso, è veramente mostruoso. Ce lo paragonano a Gattuso, ma è Gattuso moltiplicato con più piedi e ancora più lucidità nella testa. Quindi... Gattuso poi giocava mezzala davanti a Pirlo sulla destra, sì, cioè faceva quindi un'altra poteva cosa. coprire un po' le spalle, però in realtà aveva dietro il facitore di gioco, e Tonali è facitore di gioco con movimento alla Gattuso, un po' a tutto campo, no? Quindi va ad aiutare, ad assistere, può migliorare ancora, tra parentesi. Ha personalità da vendere, proprio cattiveria. È tosto anche fisicamente, dal punto di vista fisico è bello tosto. Luigi, c'è un cantiere di un libro all'orizzonte. Prima per Scaramanzia non ne parlo. Perfetto, riguarda il calcio, riguarda anche, va bene. No, ma non ne parlo. Bene. Sono diventato più scaramantico di un napoletano, visto che mi hai fatto prendere la difesa del Napoli poco fa. Vedi? Tra l'altro non dimentichiamoci che, se non sbaglio, c'è anche un Atalanta-Juventus questa settimana, e forse ci dirà chi sarà la quarta sorella per la corsa Champions, no? Ecco, un ultimo ragionamento sull'Atalanta. Molti, a parte che ha avuto degli infortunati, no? E quindi andiamo a vedere un attimo il prossimo turno, eccolo qua. Quindi Atalanta-Juventus perdono punti in casa, ma sempre hanno fatto più punti fuori casa quelli dell'Atalanta, perché è una squadra veramente difficile da incrociare, va negli spazi. A me sembra che stia ha venduto Gosens, stiano andando a cambiare. Sì, però mi sembra che sia una squadra, certo, forte, però mi sembra che loro stiano facendo proprio quel ricambio di giocatori che in qualche modo devono dare le risorse per la prossima campagna acquisti, tipo appunto Gosens, e far valorizzare dei nuovi prospetti. Ce ne sono tanti di giocatori nuovi nell'Atalanta. Credo che sia una fase un po' di cambiamento, quindi non è una flessione di gioco o che cosa. Siete d'accordo? Ma secondo me sì, cioè è normale che comunque l'Atalanta cerchi di monetizzare sul lungo andare, perciò credo che sia normale per un club di cedere i giocatori migliori. A questo momento credo che sia comunque un ricambio generazionale che ci sta. No, ma che sono sempre loro che ogni anno fanno cassa, e quindi arrivato a un certo punto, fino a un certo momento, per qualche anno hanno tenuto uno zoccolo duro. Arriva un momento che passano anche gli anni e devono cominciare a pensare alla prossima, quindi è un momento interlocutorio. Stefano, sei d'accordo? Sì, io li vedo, cioè anche l'assenza di Zapata gli ha tolto certo. tanta forza lì davanti. Però hanno avuto il coraggio di cambiare anche in corsa l'anno scorso, dando via Gomez, che sembrava imprescindibile. Poi hanno questo problema con Ilicic. Esatto. E poi infatti cioè, magari l'hanno vista giusta. Hanno il problema di Ilicic, che è uno che qualitativamente poteva fargli fare un salto di qualità notevole. Malinowski è bravo tanto, ma non è Ilicic, che ha più inventiva, più fantasia. Quindi magari stanno perdendo anche lì qualche cosa, perché da un punto di vista dell'intensità, della tecnica e del gioco non sbagliano quasi mai la partita. Però insomma anche lì è il momento forse di cambiare, perché hanno raggiunto l'apice, forse. Infatti, no, perché ci sono già delle critiche di adesso non sono fase cazzo. Però sai, è facile adesso, cioè, ne parlano sempre. Lo vedi tu dopo il derby, Inzaghi, che ha dominato fino all'altro ieri, era un genio. Ha sbagliato una partita che va bene il derby, è diventato il bersaglio preferito di chiunque. Cioè. Questo è il calcio, va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissioncina, quindi che calcio che fa, grazie per aver partecipato, e quindi spero di rivedervi quanto prima. È stato un grandissimo piacere avere Luigi Guelpa. Ciao Luigi. Ciao, buonasera a tutti, ciao Fulvio, Gianni, Stefano. Ecco, seguite sempre Luigi, che scrive dei bellissimi pezzi di natura sociopolitica internazionale, quindi veramente sono bellissimi e molto particolari, anche perché fa un lavoro vero di ricerca. Saluto Stefano Melegari, grazie per aver partecipato, e indubbiamente viva.
Viva viva e forza Sampdoria, benissimo. Ringrazio Gianni, ci vediamo settimana prossima, martedì prossimo a Equilibrio, ore 17, ovviamente sempre su questa piattaforma Facebook con i 7 mondatori che ho detto prima collegati. Quindi grazie per aver partecipato e vabbè, dai, viva il calcio italiano. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao, buona Ciao, a serata, ciao, presto, ciao, saluti. ciao. Ecco, siamo arrivati alla fine della trasmissione, sono veramente simpatici, si parla di calcio in una forma molto, molto leggera, ma ovviamente approfondita e ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Va bene, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, noi ci vediamo lunedì prossimo, grazie e buona serata.